dico sempre io, noi siamo dei privilegiati. Notare che c'è un po' di venticello, mi sembra che c'è venticello anche qui sulle colline di Gemanese. Io vedo un vento tirato di quasi 20 km all'ora verso di me, ho 145 su 165. Allora, pressioni, temperature, serbatoi benzina, libera. Quindi le ciminiere di Osoppo segnano, hanno i fumi in verticale, quindi c'è poco vento, anzi quasi zero, e quelle che sentiamo sono solo termiche. Lasciamo fuori Osoppo. Allora, andiamo verso sud, verso i 210 gradi, siamo a 1400 piedi, abbiamo tenuto quota, qui ci sono sempre le colline di Friuli, comincia a fare anche freddo in cabina, la temperatura è scesa a 18-19 gradi, insomma. Charlie 299 da India 7087, Walter mi copi? Sì, ti copio 5 qui. Allora Walter, io sono sul tagliamento, ho passato Osoppo ma sto rientrando perché qua su c'è molto vento nonostante i fumi siano in verticale, rientro alla base. Allora i fumi ti stanno infinocchiando. Ma forse più che vento sono termiche, comunque si salta. Allora sono in giù tranquillo, La tua posizione, Walter? Io sono sopra Colle Rumi a 1900 piedi. Ricevuto, io sono a 1600 piedi, sono a sud di Osoppo in questo momento. Posso salire ai 2000 piedi? Sono anch'io a 2000 piedi. Sì,
Sì, ok, salgo anch'io, vedo se riesco a vederti perché non ti vedo. Allora, la nostra velocità indicata è 160 e la nostra velocità di GPS è 140, quindi abbiamo un vento contrario di 20 km all'ora, ma fortunatamente il vento ci viene proprio di fronte, quindi non ci scombussola tanto. Dobbiamo scendere un po' perché siamo saliti ai 1500 piedi. Sì, a tutte le stazioni, da India 7087, verticale Salt, ponte sul Torre, per un passaggio in cielo campo fra i primi. Base sinistra per la India 7087, quota 600 piedi in discesa. Ok, in finale anche l'87 per la pista 36.